Azione! Immaginate un paese dell'Ogliastra di 10.000 abitanti e un bambino che a 8 anni si diverte a creare folli personaggi e storie molto poco a lieto fine. Per tutti sono normali giochi di bambino, ma nessuno ancora sa che in realtà sta giocando al cinema. La sabbia ha fame. Gli dei ci osservano. Una passione poi alimentata dai DVD consumati di Carpenter, Tarantino, Raimi, Kubrick. Non voglio nulla per il disturbo, ma avrò bisogno di qualcosa per il viaggio. Lui è Mauro Aragoni, regista, sceneggiatore e musicista classe 1988, i cui lavori già echeggiano dalla Sardegna dritti dritti fino alla Città degli Angeli. Nel 2013, con il cortometraggio Una stranissima giornata, comincia a farsi largo tra i grandi, dando voce e soprattutto immagine alle sue più profonde fantasie. Più cresci, più ti rendi conto che l'intera esistenza umana è solo un gigantesco paradosso. Nel 2014 dirige la web series poi divenuta film Quella sporca sacca nera, un western a forti tinte pulp capace di sbancare il Los Angeles Web Fest. Migliore sceneggiatura, montaggio, fotografia e sonoro, ma soprattutto le benedizioni di Giancarlo Santi, storico aiuto regista di Sergio Leone e di Mr. Ennio Morricone in persona. Il resto è storia recente, fresca come il sangue che scorre copioso nelle sue sceneggiature. Prima il premiato horror Born from the Blood. Ora, in anteprima assoluta su Paramount Channel, il suo ultimo lavoro, Nuraghes Sarena. È per tua figlia che partecipi al torneo. Non è così. Per vendetta. Una Sardegna brulla e selvaggia, un uomo e la sua disperata lotta contro i fantasmi del passato. Dalla sorprendente interpretazione del rapper Salmo alla superba fotografia, Nuraghes Sarena è uno spettacolo per gli occhi che affonda le sue radici nei luoghi e nei riti di una Sardegna realmente esistita. Nuraghes Sarena, in anteprima assoluta, ovviamente su Paramount Channel.